come vi state organizzando per questa che è la seconda Pasqua in lockdown in zona rossa? Stiamo facendo in pratica una copia di quello che è successo a Natale. Ci stiamo organizzando con i nostri clienti, abbiamo fatto un menù, l'abbiamo mandato e poi chi vuole verrà a ritirarlo e chi vuole lo consegneremo a casa e cercheremo di fare la Pasqua in questa maniera. E che cosa prevede il vostro menù? Qual è il piatto che non può mancare? Beh, a Pasqua non può mai mancare l'agnello, quindi assolutamente. Poi l'asparago, che adesso è cominciato, per cui dalle asparagi e uova, è abbinato ai primi, agli antipasti, marinati. Stiamo facendo dei piatti comunque tipici della Pasqua, chiaramente, però che siano forse un po' più comodi per asporto, perché chiaramente bisogna calcolare anche che asporto, cioè non so, puoi fare i tortellini brodo, insomma, chiaramente. Speriamo bene perché non ci sono molte aspettative di vendita, penso che sia andata peggio dell'anno scorso. Rispetto alla Pasqua tradizionale, che calo c'è stato, insomma? Direi il 100%. Noi siamo nati come takeaway e oltre che come ristorante, quindi noi sostanzialmente siamo sempre stati organizzati per il delivery. Abbiamo il nostro menù alla carta e quindi uno può scegliere il piatto e lo consegniamo pronto sostanzialmente. Speriamo che si venda qualche cosa, si porta via qualche cosa, perché in questo momento qua di pandemia sotto zero, ma io penso che non facciamo anche il 30-35%.